Rossella Libra, il nuovo vice sindaco di Porto Empedocle, prende il posto di Urso. Alle ultime elezioni era candidata nella lista dei 5 Stelle. Neonato positivo, poliziotti in servizio a Lampedusa contraggono dai migranti variante inglese. Dopo le polemiche al via ai vaccini anche per i disabili, Cuffaro sottolinea come anche i sindaci siano stati esclusi. Tra i migranti potrebbero nascondersi terroristi, gli jihadisti preoccupano anche più della pandemia. A Ribera inaugurato centro d'ascolto per tossicodipendenti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura la politica. Rossella Libra, 31 anni, laureata in giurisprudenza e candidata alle ultime elezioni con il Movimento 5 Stelle, il nuovo vice sindaco di Porto Empedocle. Libra prende il posto del dimissionario Urso. La giovane nelle ultime consultazioni è risultata la seconda dei non eletti con 180 voti. Il nostro direttore Arturo Cantella. E Rossella Libra, il nuovo vice sindaco di Porto Empedocle, che stamani Ida Carmina, prima cittadina, ha nominato. La Libra ha accettato l'incarico innanzi al segretario generale, laureata in giurisprudenza, si occuperà di affari generali, contenzioso e quant'altro necessita. Rossella Libra ha anche partecipato alle scorse elezioni nella lista di 5 Stelle. Ho colto l'occasione per dare spazio a una donna, giusto in prossimità della festa delle donne, e visto anche un po' l'appello che si fa a livello internazionale per la valorizzazione della componente femminile. Noi abbiamo Rossella, che è stata la quarta nella lista del Movimento 5 Stelle, dico una pentastellata doc, e fra l'altro una persona molto in gamba, preparata, determinata, nonostante la giovane età, e anche l'aspetto esile di una gran forza. E c'è bisogno di donne forti in questo Paese, oltre che di uomini che sappiano portare avanti bene le cose. Quindi con grande entusiasmo la accolgo nella mia giunta e la ringrazio per aver dato la disponibilità in questo periodo così difficile per la città, ma per tutto il mondo, diciamo, non solo per la città, e sono sicura che si metterà a disposizione a 360 gradi. Sì, intanto colgo l'occasione per porgere un cordiale saluto a tutti i cittadini empedoclini. Diciamo che questa mia nomina per il conferimento dell'incarico era stata da tanto tempo attesa da molte persone. In realtà il sindaco me l'ha proposto diverse volte sin dall'inizio del suo mandato, ma sono stata io personalmente, vuoi per motivi personali e di studio, a non accettare. Adesso penso che sia arrivato il momento di accettare tale incarico, ritenendo doveroso, oltre che rispettoso nei confronti della popolazione, portare avanti l'impegno che io stessa avevo preso nelle ultime elezioni amministrative, essendomi candidata anche al Consiglio Comunale con la stessa Ida Carmina. Dunque spero di poter svolgere nel migliore dei modi l'incarico che mi è stato conferito, considerato anche le difficoltà e le condizioni economiche in cui si riversa il Paese, di essere soprattutto all'altezza delle aspettative di tutti, perché al di là dei ideali politici ritengo che tutti i cittadini abbiano una pari dignità sociale, tutti siano uguali davanti alla legge e debbano essere trattati tutti allo stesso modo senza distinzione alcuna. Apprensione a Porto Empedocle, dove fra i 5 nuovi casi registrati nelle ultime ore c'è anche un piccino appena nato di appena 10 giorni contagiato dal coronavirus, esattamente come la mamma, il papà e i nonni paterni. In casa ci sono altri 2 bambini, entrambi negativi, che vivono isolati in una stanza, ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, che si è stretta forte alla famiglia che sta vivendo questo momento di grande difficoltà. Oggi ho sentito la mamma, è una mia ex alunna, è una ragazza forte e coraggiosa. Auguri piccolo Marinisi, conclude il primo cittadino.
Avviare il percorso di prenotazione e somministrazione delle dosi dei vaccini anti-Covid a favore dei disabili gravissimi. A chiederlo alle ASP con una nota inviata nel tardo pomeriggio di ieri è l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. La presa di posizione arriva dopo le proteste del comitato Siamo Anticappati No Cretini, che aveva definito il piano della regione indegno e lesivo della dignità dei disabili. C'è il servizio. L'assessore regionale alla salute della Sicilia Ruggero Razza ha chiesto all'Unione degli Ordini Forensi dell'isola di predisporre l'elenco degli appartenenti alla categoria aventi diritto al vaccino contro il coronavirus. Lo si apprende da una nota che lo stesso Razza ha inviato al presidente dell'organismo che riunisce gli avvocati siciliani, Giuseppe Di Stefano. Il comparto giustizia, precisa Razza, è inserito fra quelli che, assieme al personale scolastico, al personale appartenente alle forze armate e alle forze dell'ordine, hanno diritto alla vaccinazione prioritaria. In prima battuta toccherà coloro che hanno un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età fino alla coorte 1956. Costoro, scrive l'assessore, riceveranno la somministrazione al vaccino prodotto da AstraZeneca. A coloro che hanno più di 65 anni di età, precisa ancora l'assessore Razza, saranno inoculati unicamente i vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech e Moderna, secondo le tempistiche determinate dalla disponibilità di dosi vaccinali e del previo esaurimento delle categorie con maggiore priorità. Per questa ragione gli enti rappresentativi degli avvocati, l'Unione degli Ordini a livello regionale, i singoli ordini a livello locale dovranno predisporre di un elenco degli aventi diritto da trasmettere al dipartimento competente dell'assessorato regionale alla salute. E ieri intanto un incontro non annunciato di mezz'ora a Palazzo Chigi, dal quale Domenico Arcuri è uscito senza rilasciare alcuna dichiarazione, un incontro che probabilmente doveva rimanere riservato, al termine del quale Mario Draghi si è limitato a diffondere una nota. Il presidente del Consiglio ha nominato infatti Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid. A Domenico Arcuri ringraziamenti del governo. Figliuolo, generale dell'esercito, dal novembre del 2018 ricopriva l'incarico di comandante logistico delle forze armate, un curriculum che lo ha visto ricoprire gli incarichi di comandante del contingente italiano in Afghanistan e di comandante delle forze NATO in Kosovo tra il 2014 e il 2015, un uomo rodato nella gestione logistica di una macchina tanto complicata quanto efficiente come quella militare, un profilo professionale che lascia intuire come anche alle strutture dell'esercito Draghi si voglia affidare per organizzare la macchina di somministrazione dei vaccini che al momento procede a rilento. Niente conferenze stampa al fianco del nominato di turno, fidandosi all'esperienza e alla competenza di uno dei vertici silenziosi della lotta al Covid, nella convinzione che due macchine rodate come esercito e protezione civile siano le carte giuste da giocarsi se si voglia imprimere un'accelerazione ai vaccini. Ed ancora dicono di essere stati dimenticati e definiscono indegno e lesivo dalle loro dignità il piano vaccinale della regione siciliana. Sono gli 11.000 disabili gravissimi siciliani che chiedono all'assessore alla salute Ruggero Razza di mantenere l'impegno di anticipare la vaccinazione per la loro categoria. L'assessore così ha alla firma un provvedimento che dà mandato alle ASP siciliane di contattare direttamente i disabili destinatari di assegno di invalidità per le somministrazioni a domicilio. Il loro turno, stando al decreto ministeriale, dovrebbe arrivare in fase dopo gli over 80, ma la regione ha deciso di anticipare sulle scia di quanto sta avvenendo in Lazio, Emilia Romagna e Abruzzo. La firma dovrebbe arrivare in giornata. L'idea è quella di cominciare a vaccinare i disabili gravissimi siciliani contemporaneamente agli over 80. Dovrebbero essere le singole aziende sanitarie a contattare direttamente chi ne ha diritto per l'appuntamento a domicilio senza necessità di prenotarsi tramite piattaforma di poste come avviene per gli ultraottantenni e gli docenti. Non tutte le aziende sanitarie partiranno nello stesso momento, molto dipenderà dal personale e dalla quantità di vaccini a disposizione, ma l'ASP di Palermo già da questa mattina contatterà i primi utenti e da domani potrebbero cominciare le prime vaccinazioni domiciliari ai 2.500 disabili gravissimi che risiedono in provincia. Dopo la notizia che la regione ha chiesto l'elenco dei 28.000 avvocati siciliani under 65 per pianificare la vaccinazione di questa categoria, il pressing dei disabili si era fatto spinto. Il comitato Siamo Handicappati No Cretini aveva criticato duramente il piano
piano vaccinale anti-Covid della Sicilia, definendolo indegno e lesivo della dignità. Anche i deputati Movimento 5 Stelle della Commissione Salute dell'Aras, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, Antonio De Luca e Salvatore Siragusa chiedono all'assessore di accelerare. È inammissibile che in Sicilia disabili gravissimi e i loro caregiver non siano nelle prime posizioni del calendario vaccinale siciliano, al pari degli anziani. Sono persone fragili, dovrebbero avere la precedenza, come sta giustamente avvenendo in altre regioni. L'assessore Razza rimedi subito a questo imperdonabile errore. Cosa fatta, almeno da quanto si apprende. Priorità di vaccinazione per gli architetti di Agrigento, a scrivere al presidente Musumeci, a Ruggero Razza, assessore regionale alla salute, a Mario Zappia, commissario straordinario dell'ASP, e Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Per svolgere la nostra professione, afferma Alfonso Cimino, abbiamo stretti contatti giornalieri con imprese, edili, funzionari di uffici pubblici e privati e con i cittadini. Quindi, al fine di ridurre i rischi di contagio, riteniamo sia urgente e indispensabile la somministrazione dei vaccini per tutti i nostri colleghi. Siamo certi, come è già accaduto su temi importanti per la nostra professione, che questo governo potrà anche in questo caso ascoltarci. E tra gli esclusi al momento ci sono anche i sindaci. Il primo cittadino di Raffadali, Silvio Cuffaro, adesso per provocazione afferma che sarà l'ultimo a vaccinarsi nel suo paese. Vediamo. Arriveranno nuovi vaccini, c'è la Johnson Johnson che sta per avere l'autorizzazione, e questo è un vaccino che si fa in monodose e che si conserva a una temperatura che è possibile distribuirla a tutti i medici di famiglia. Speriamo che arrivi prima possibile e che si inizi a fare una vera e propria vaccinazione di massa. Io l'altro giorno, leggendo il giornale, mi sono commosso quando ho visto che un 91enne voleva mettere la sua dose a disposizione alla mamma di un disabile che aveva lanciato un appello. Io penso che dovrebbe essere il governo nazionale nella programmazione ad avere maggiore attenzione nei confronti delle persone più fragili e nei confronti delle persone che assistono questi soggetti più fragili, perché sono quelle che poi alla fine possono perdere la vita. Quindi io non penso di farmi il vaccino, voglio essere l'ultimo nel mio comune a farmi il vaccino, anche se sono in prima linea, anche se giornalmente incontro centinaia o migliaia di persone. Purtroppo noi dobbiamo essere quelli che dobbiamo dare l'esempio e siamo qui a darlo, anche se secondo me è stata una scelta sbagliata quella di non prevedere che i soggetti che stanno in prima linea, a cui tutti ogni giorno chiamano o incontrano per avere consiglio, per sapere come comportarsi, era giusto che i 9.000 sindaci italiani venissero messi anche tra coloro che dovevano fare il vaccino, alla stregua delle forze dell'ordine, degli insegnanti e di tutti coloro che sono stati messi lì in programmazione per fare il vaccino. Così non è stato fatto. Io osserverò rigorosamente quelle che sono le disposizioni, anzi provocatoriamente dirò che voglio essere l'ultimo nel mio comune ad avere effettuato il vaccino. Però guardate bene che dobbiamo e dovete ascoltare i consigli che arrivano. Questa terza ondata non deve trovarci tutti scoperti. Dobbiamo essere attenti, anche se non abbiamo avuto effettuato il vaccino, attenti nei nostri movimenti, nei nostri comportamenti. Dobbiamo stare distanti uno dall'altro, perché badate che anche se abbiamo la mascherina, il dispositivo di protezione individuale messo, anche se ci sanifichiamo spesso le mani, ormai io non ho fiducia neanche nelle mascherine. Le mascherine ci salvaguardano, però non so a che livello e in che modo, visto che questo virus ha delle varianti che non sappiamo ancora in che modo possono aggredirci e colpirci. Quindi la raccomandazione che faccio a tutti, e oggi purtroppo mi sono fermato a rimproverare qualcuno, guardate che tutti coloro
che hanno avuto contatti con soggetti positivi devono rimanere in isolamento fiduciario per 10 giorni, lo ripeto perché oggi ho visto persone che avevano familiari positivi, sono andati a farsi un tampone istantaneo, tampone risultato negativo ed erano liberi tranquillamente a circolare pensando che fossero negativi. Non è così, perché la negatività è riferita al momento in cui viene effettuato il tampone. Dopo pochi minuti, poche ore o qualche giornata si possono positivizzare. Per questo la regola dice che chi ha avuto contatti con un positivo in forma diretta deve rimanere in isolamento fiduciario. Sbarchi, rotta libica sempre più attiva. Gli 007 non escludono un ricorso sistematico ai canali dell'immigrazione clandestina per la movimentazione di jihadisti. L'allarme del sindaco delle Pelagie, Totò Martello. Vediamo. Qui a Lampedusa siamo preoccupati, la rotta libica è sempre più attiva e non so cosa potrà succedere quando le condizioni del mare saranno ancora più favorevoli alla navigazione. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, dove nelle ultime ore proseguono senza sosta gli arrivi dei migranti. In questo momento la gestione della prima accoglienza è tutto sommato sotto controllo, aggiunge, anche perché con le navi quarantena predisposte dal Ministero degli Interni si riesce ad alleggerire la pressione sull'hotspot. Ma nelle prossime settimane, quando i numeri cresceranno, cosa succederà? Se non si interviene sulle cause e sui paesi di origine dei flussi migratori, continueremo a passare da un'emergenza all'altra. Mi auguro che il governo Draghi dedichi la massima attenzione ai tanti aspetti che riguardano le migrazioni, prosegue Martello. Sia in Italia che in Europa servono azioni politiche e gestionali pianificate, serve un nuovo approccio all'intero fenomeno che porti ad una migrazione ordinata, regolare e sicura e che al tempo stesso sostenga i territori di confine. Gli arrivi di migranti attraverso la frontiera terrestre, così come gli sbarchi fantasma dal Nord Africa o dalle sponde turco-elleniche, restano sul piano della sicurezza le modalità di ingresso più critiche, rispetto alle quali i rischi sanitari connessi alla possibile dispersione sul territorio nazionale di soggetti positivi al virus sono andati ad aggiungersi al pericolo di infiltrazioni terroristiche. 10 agenti in servizio a Lampedusa sono risultati positivi al Covid-19, per 4 sarebbe già stata accertata la variante inglese, gli altri 6 invece sono in attesa degli esiti degli esami clinici. Tutti avrebbero manifestato i sintomi nei giorni scorsi, quando sulla più grande delle Pelagie sono appredati centinaia di migranti. 4 empedoclini sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato frontiera di Porto Empedocle per rissa aggravata in concorso e lesioni aggravate. Si tratta di 2 25enni, un 40enne e un 50enne che nella tarda serata di ieri in piazza Raffaello in contrada Vincenzella si sarebbero resi protagonisti di una maxi rissa. I poliziotti giunti sul posto hanno trovato un grosso numero di persone, verosimilmente alcuni degli esagitati coinvolti nella rissa potrebbero essersi dileguati alla vista della volante, senza non poche difficoltà e rimanendo feriti, visto che sono stati presi anche a morsi. I 2 agenti sono riusciti a sedare la colluttazione prima e il tafferuglio dopo. Sia i 4 empedoclini coinvolti nella rissa e bloccati dagli agenti che gli stessi poliziotti sono rimasti feriti. Gli agenti hanno riportato scoriazioni e lesioni guaribili in circa 20 giorni. Grosso modo stesse ferite e stessa prognosi per i presunti esagitati, tutti sottoposti ad accertamenti medici e alle necessarie medicazioni. Per i 4 portati poi in commissariato è scattato l'arresto in fragranza di reato. Le ipotesi contestate sono appunto rissa aggravata in concorso e lesioni personali aggravate, visto che sono state provocate a 2 poliziotti. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, i 4 empedoclini in attesa dell'udienza di convalida sono stati posti agli arresti domiciliari. Compra online l'assicurazione per l'auto e viene truffato. La polizia denuncia 2 persone. È successo a Canicattì. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Gli uomini della Polizia di Stato di Canicattì hanno denunciato in stato di libertà 2 individui dalle iniziali BA dell'83 e LD del 98 per il reato di truffa. Nello scorso mese di dicembre un canicattinese presentava una denuncia querela contro ignoti in quanto la vittima di truffa. L'uomo, poiché
anziché interessato ad assicurare la propria autovettura, effettuava una ricerca comparativa di polizze assicurative su un sito internet. Il denunciante, subito dopo aver richiesto un preventivo, veniva così contattato dal suo cellulare da un uomo, un fantomatico ufficio preventivi, il quale inviava all'email un vantaggioso prospetto assicurativo di una polizza annuale della compagnia General Lloyd al prezzo concorrenziale di euro 251. Intenzionato ad acquistare, la sottoscriveva, ma volendo praticato un ulteriore sconto. L'uomo così ricontattava la persona dell'ufficio preventivi e concordava con questi la stipula di un contratto assicurativo con la compagnia Unipolsai al prezzo di euro 228, che sarebbe stata inviata tramite email dopo il pagamento della somma pattuita. A quel punto l'uomo riceveva tramite WhatsApp un messaggio contenente il numero di una carta PostePay, le generalità dell'intestatario, l'importo richiesto e l'IBAN su quale fare il versamento. Quindi, come richiesto, effettuava la ricarica della carta PostePay e tramite una seconda email riceveva la documentazione inerente al contratto assicurativo. Tuttavia, tramite un'applicazione che permette di verificare se un veicolo è assicurato, l'uomo accertava che la sua autovettura non risultava ancora coperta da alcuna assicurazione. Così, insospettito, cercava di ricontattare telefonicamente il sedicente addetto ufficio preventivi, ma non ottenendo alcuna risposta e sicuro di essere stato truffato, decideva di proporre denuncia. Attivi accertamenti all'utenza telefonica e alla carta PostePay consentivano agli uomini del commissariato di Canicattì di risalire così agli intestatari che risultavano gravati da analoghi procedimenti penali che peraltro venivano deferiti all'autorità giudiziaria. La Polizia di Stato esorta quindi i cittadini a fare massima attenzione ai collegamenti su siti internet e agli acquisti online che appaiono particolarmente vantaggiosi, dietro i quali talvolta si celano persone senza scrupoli, dedite a truffe e raggiri. Mafia ad Enebrodi, al via a Messina il maxi processo con 111 imputati. C'è il servizio. Ha preso il via questa mattina a Messina il maxi processo scaturito dall'operazione Nebrodi, portata a termine il 15 gennaio del 2010 con 94 arresti e il sequestro di 151 aziende agricole per mafia. L'inchiesta rappresenta una delle più vaste operazioni antimafia eseguite in Sicilia e la più imponente sul versante dei fondi europei dell'agricoltura, in mano, secondo l'accusa, alle mafie. Sul banco degli imputati ben 111 persone che a vario titolo sono accusati di reati che ruotano attorno al lucroso affare dei fondi europei per l'agricoltura, combattuto con il cosiddetto protocollo Antoci, ideato e voluto dall'ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che questa mattina è stato presente nel Palazzo di Giustizia della città dello Stretto. Questa attività ha dimostrato come la mafia è mutata. La mafia dei Pascoli, arcaica, dalla quale sono arrivati i capi più efferati di Cosa Nostra, Riina, Provenzano, che muta, a poco muta pelle e capisce che non è più opportuno e necessario fare le rapine, chiedere il pizzo, basta buttarsi dentro un affare miliardario che era quello dei fondi europei per l'agricoltura. È lì che si sono infilati, è lì che hanno guadagnato milioni di euro autocertificando di essere a posto con le norme antimafia, e parliamo di mafiosi di calibro. Noi col protocollo di legalità, che poi è diventato legge dello Stato il 27 settembre del 2017, abbiamo squarciato un velo in una cosa, che era la protagonista, è stata la protagonista di tutti questi anni, è stato il silenzio. Quel silenzio dove dentro ci sono paure, dove dentro, come dimostra questo maxi processo, ci sono connivenze di colletti bianchi, una vicenda che dal silenzio è passato al grido di speranza di un territorio che è stato per anni sottomesso, devastato e tenuto in ostaggio. Loro volevano fermare tutto questo, lo hanno fatto in tanti modi, lo hanno fatto soprattutto quella notte tentando di frenare il protocollo, la legge e tutto quello che oggi sta accadendo. Non ci sono riusciti, noi entreremo oggi in aula bunker, li guarderemo negli occhi con l'unica forza che abbiamo, quella dello Stato. A fianco di Antoci, Pieraiello. Noi oggi siamo qua principalmente perché vogliamo bene a Giuseppe Antoci, vogliamo sostenerlo oggi perché sarà una giornata molto difficile
Però siamo qui pure come Commissione parlamentare antimafia, come cittadini onesti che vogliamo verità, giustizia e legalità. Noi dobbiamo ridare dignità a chi va a lavorare la terra, dobbiamo dare dignità a chi non ha avuto nulla perché questi mafiosi si sono appropriati dei fondi che dovevano andare invece a chi veramente lavora. Siamo qui perché dobbiamo dare un segno forte, anche se in questi ultimi 2 anni si è fatto ben poco per quanto riguarda l'antimafia quella vera, non quella da passerella, perché il governo non si è proprio impegnato nella vera lotta alla mafia. Noi comunque non arretriamo di un passo, comunque andiamo avanti, comunque lavoriamo in quella commissione con impegno giorno dopo giorno, anche se c'è qualcuno che vorrebbe chiudere questa commissione parlamentare antimafia, non farci lavorare, ma noi non arretriamo di un passo, noi lavoriamo giorno per giorno con l'impegno per dare risposta agli italiani, al popolo che ci ha portato in Parlamento per dire no alla mafia. A Ribera è stato inaugurato un centro d'ascolto per tossicodipendenti. Vediamo. E questo alle spalle della Chiesa Madre in via Guastella, il centro di ascolto ed orientamento inaugurato oggi per volontà di padre Nuara e dei genitori del giovanissimo Alessio Cusumano morto nei mesi scorsi per overdose. Ci sono anche loro all'inaugurazione e abbiamo ascoltato la loro testimonianza. Per noi è un nuovo inizio per poter vedere di abbattere quantomeno il problema della droga a Ribera. Possiamo dire che ci riteniamo soddisfatti già da parte dei riberesi che si sono già attivati a portare i figli, senza che ancora il punto di ascolto ancora non è nemmeno, si parte da oggi, ma già comunque abbiamo lavorato tantissimo. Io ringrazio tutti veramente i riberesi, sia per le offerte che hanno devoluto per Alessio, che ha fatto sì di far nascere assieme alla Chiesa, alla diocesi, questo punto di ascolto. Quindi siamo oggi in una giornata nel ricordo di Alessio, però in positivo, cioè siamo soddisfatti per l'inizio, ringraziamo veramente tutti. Signora, il suo messaggio alla comunità, ai genitori di questa città e non solo ovviamente? Il mio messaggio è, come ho detto poco fa, di stare attenti ai propri figli, non che io non lo sia stata, è che loro mimetizzano bene, si camuffano, sono abili camuffatori. Questo e soprattutto alle famiglie, perché la sofferenza principale è delle famiglie, perché i ragazzi che hanno questi problemi non accettano il problema che hanno, cioè, sono consapevoli loro malgrado, ma con tutto essere, cioè mio figlio era consapevole e sapeva in cuor suo che non aveva la forza per farcela, con tutto che era un ragazzo abilissimo, però è un problema che diventa più grande di loro, non dipende dalla loro volontà. Io dico sempre che mio figlio ormai era diventato una marionetta nelle mani della sostanza, appunto questo. Cosa rappresenta per voi questa giornata, questa iniziativa? È una giornata molto importante principalmente per le famiglie, perché chi soffre sono le famiglie soffrono tantissimo, perché l'idea di far tutto e non riuscire ad aiutare il proprio figlio è devastante. Quindi principalmente per me è una solidarietà verso i genitori, le mamme soprattutto, le mamme che sono spesso impotenti. Cardinale, oggi è una giornata importante, appena arrivato ha incontrato la famiglia di Alessio. Qual è il messaggio che sente di dare, il significato di questo momento per la comunità tutta? Credo che questi fatti debbano interessare un po' tutti, perché alcune volte pensiamo che siano problemi di alcuni e diamo delle responsabilità ad alcuni. Probabilmente dobbiamo interrogarci se soprattutto noi adulti facciamo quello che ci tocca fare. Viviamo in una società senza valori e noi adulti li abbiamo questi valori tolti di mezzo, per cui vediamo che i giovani si trovano un po' dispersi. E allora forse qua la riflessione, io adulto cos'è che posso fare perché si possa riprendere a dare un significato alla vita, perché il giovane possa amare la vita.
E allora momenti come questi saranno preziosi, perché ognuno prende coscienza di sé, della propria responsabilità e aiuta pure gli altri a guardare alla propria vita con fiducia. Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro si oppone alla delibera numero 1 del 2021 dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, che prevede una fatturazione tariffaria a conguaglio con valore retroattivo al 1 gennaio 2019 per i cittadini di Agrigento. Giovanni Di Caro afferma: in pratica vogliono ripianare i buchi di bilancio di Girgenti Acque con conguagli retroattivi dei canoni idrici in piena pandemia. È una scelta scriteriata. In proposito abbiamo chiesto la convocazione urgente della Commissione Ambiente all'Assemblea regionale con il dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana Calogero Foti e i responsabili del servizio idrico dell'Agrigentino. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Dissesto e caduta Massi, verrà messa in sicurezza contrada Bonifacio a Montallegro. Arturo Cantella. Prosegue nel rispetto dei tempi stabiliti la messa in sicurezza di contrada Bonifacio a Montallegro. L'ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal governatore Nello Musumeci ha infatti aggiudicato la progettazione esecutiva di cui si occuperà in ragione di un ribasso del 46,8% la Ediling SRL di Salerno. È un segnale questo che i residenti di questa zona si aspettavano e che restituisce loro fiducia dopo anni di attesa. I casi più gravi di caduta massi risalgono a 4 anni fa, causando una legittima preoccupazione, ma il consolidamento del costone roccioso sul versante orientale di Monte Bonifacio, rilievo collinare non molto distante dal centro abitato di Montallegro, è un obiettivo ormai prossimo. Il pendio presenta una forte acclività che, unitamente all'elevato livello di fratturazione della roccia, favorisce il distacco di grossi blocchi, una situazione di vero e proprio pericolo che investe non solo le arterie sottostanti, via Calvario e via Liborio Bonifacio, ma anche i plessi scolastici attigui, la materna e la scuola elementare, oltre a vari edifici e persino la strada statale 115 sulla quale sono rotolate grosse pietre e subito rimosse per ripristinare la funzionalità dei collegamenti. Il progetto prevede inoltre la stabilizzazione del versante mediante il disgaggio e la rimozione degli elementi rocciosi stabili, oltre alla pulizia generale. Verranno altresì collocati reti paramassi metalliche a doppia torsione, con maglie di tipo esagonale abbinate a pannelli in fune di acciaio zincato e barre metalliche. Mick Jagger ad Agrigento, il frontman dei Rolling Stones, ha trascorso un'intera giornata tra le bellezze della città. L'artista ha scelto di pranzare in uno dei chioschi di San Leone. Secondo quanto fatto sapere dagli addetti ai lavori del parco, lo staff dell'artista avrebbe anche chiesto una visita in solitaria e serale all'interno della Valle dei Templi. Pare che l'artista sia in Sicilia da diversi mesi, ospite di una grande tenuta dove starebbe dedicando il proprio tempo a comporre i brani del suo nuovo album. Esce il nuovo videoclip di Tregor Russo, al rintoccar dei sensi assopiti. Vediamolo. Voglio andare oltre la percezione, dove nessuno ha mai osato. Io sono la luce eccelsa che illumina attraverso le tenebre per accedere al sublime. Togliermi la vita. Vorrei dormire tra le tue braccia per sempre. Raggiungimi come un soffio
e chiudi i miei occhi. Ho navigato tra gli oceani del tempo per poterti incontrare nuovamente. Ma cosa ne abbiamo di questa vita, prima che l'estasi sia finita? Un vago ricordo della mia esistenza, gelido respiro della mia resilienza. Nella dolce amarezza cadremo assieme nel peccato, lembo della lussuria sconfinata. Ti guardo ancor prima di vederti, sogno in cui risvegliarmi, sognato, e poi deserto e silenzio. Adesso vi mostriamo una lunga intervista realizzata dal nostro direttore Arturo Cantella al primo cittadino di Porto Empedocle, Ida Carmina. Con questo è tutto, io mi fermo qui, a presto, grazie per la gentile attenzione. Sindaco, come risponde alle polemiche su Ciuccafa? Lei avrebbe annunciato dei finanziamenti che in realtà insomma, sono inesistenti, mi riferisco alla nota dell'UDC, a qualche altro commento dall'ex sindaco Guarracci e anche altri. Non è che siano inesistenti, noi siamo stati ammessi a finanziamento, infatti nei vari allegati poi si vede che siamo fra i pochi ammessi a finanziamento. Il problema è che il Ministero ha inteso dare priorità agli interventi sul dissesto idrogeologico, cioè frane imminenti, costoni che derivano a mare, eccetera, eccetera, per cui ha fatto diciamo, una sorta di prima graduatoria. Entro 10 giorni daranno 10 giorni o insomma nei tempi della burocrazia daranno la risposta ai comuni, i primi beneficiari, e poi si scorrerà la gradatoria. Quindi essendo stati ammessi a finanziamento, se non in prima battuta ed essendo fra l'altro fra i primi in gradatoria della lista B degli interventi sul territorio e non di dissesto idrogeologico, è presumibile che saremo a breve anche ammessi a beneficiari del finanziamento, perché già siamo ammessi a finanziamento, ma non ancora beneficiari perché si attende lo scorrere della gradatoria. Ecco, sul fenomeno immigrazione, lei sempre polemica, critica, aveva chiesto anche una sorta di zona franca per Porto Empedocle, ora c'è il nuovo governo, cosa si ci aspetta? Vabbè, quella richiesta è sempre valida, chiaramente questa diciamo, chiusura dell'esperienza del governo Conte e l'inizio dell'esperienza del governo Draghi pone una serie di quesiti che noi porteremo comunque avanti, anche perché solo ieri c'è stata la definitiva composizione del governo con il giuramento dei sottosegretari, anzi faccio un grande augurio ai sottosegretari siciliani che sono tutti del Movimento 5 Stelle, ci tengo a sottolineare perché sono Giancarlo Cancelleri per le infrastrutture, Barbara Floridia per l'istruzione e il terzo, adesso non mi sovviene qual era, comunque Manlio Di Stefano per gli esteri, anzi devo dire, perché magari non si sanno tante cose, che durante questa pandemia, allorquando ci sono state situazioni particolari di empedoclini che si sono trovati all'estero e nella difficoltà di rientrare, noi abbiamo avuto sempre la Farnesina al nostro fianco. In ultimo è rientrata una ragazza positiva dal Marocco, grazie proprio all'intervento diretto del Ministero di Luigi Di Maio, eccetera. Quindi devo dire che faccio un grande augurio a tutto il governo, ma anche ai nostri
siciliani di portare avanti bene in alto la Sicilia sempre. Mi dispiace anzi che negli altri partiti non si sia addivenuta la nomina di siciliani, perché effettivamente era un po' sbilanciato il governo a favore, c'era un fronte del nord molto forte e invece la nostra terra un po' ha posto rimedio il Movimento 5 Stelle designando 3 siciliani. Come vede la nuova guida di Conti? Si parla di un Conti alla guida di 5 Stelle. Ma intanto vediamo come si evolve la situazione. Certamente il Presidente Conte era già stato da noi designato come Presidente del Consiglio, quindi riponiamo in lui una grande fiducia, si è dimostrato all'altezza della situazione, è stato lui in realtà a recuperare i 209 miliardi che ora sono a disposizione della nostra Italia perché, come nuovo piano Marshall, perché ci si possa risollevare, quindi sicuramente è un uomo di altissimo livello. Certamente ci sarà un dibattito interno, ma noi siamo un movimento inclusivo, non andiamo ad escludere le persone, ma a includere, come io ho sempre detto, tutti gli uomini di buona volontà. Quindi ben venga anche il Presidente Conte e sarà certamente aperto un dibattito, un dialogo, ma non sono sicuramente negativa da questo punto di vista. Si ricandiderà? Intanto sono il sindaco, ora vediamo che cosa succede, non sappiamo neanche quando saranno le nuove elezioni. Certamente è da dare continuità a questa amministrazione. Abbiamo fatto un'operazione verità e di risanamento molto forte e pesante perché la situazione era davvero molto grave, forse ben più di quanto si sia percepito all'esterno. Siamo riusciti bene o male a recuperare, c'è una certa serenità nonostante ancora c'è qualche scricchiolio, ma era un assestamento difficile e ora davvero si può partire. Nel frattempo abbiamo anche tante cose in itinere, aspetto la risposta per esempio su un finanziamento di oltre 2 milioni di euro sul waterfront che porterà la pista ciclabile già messa al Lido, realizzata al Lido, lo porterà dalla Torre di Carlo V fino proprio al Lido Azzurro. C'è il proseguio della Via Roma, quindi la realizzazione completa della Via Roma. Ora ci hanno inviato 375.000 euro il Ministero degli Interni proprio a fronte delle battaglie fatte la scorsa estate per rivendicare non solo il ruolo di Porto Empedocle ma anche la necessità che questo Paese venga ristorato. Quindi noi lo consideriamo una goccia nell'oceano, però è già significativa. Giusto ieri ho mandato al Ministero una prima lista, una prima bozza di interventi immediati che faremo nel territorio, che serviranno a ristabilire situazioni, magari il completamento del campo sportivo, la caserma dei carabinieri, eccetera, eccetera, ma saranno anche una fonte di lavoro per la città e per gli empedoclini. Quindi tante cose sono in fieri e io non vorrei che venissero sprecate senza la continuità dovuta, eccetera, perché effettivamente anche in questi 5 anni io mi sono fatta dei riferimenti che devo dire hanno sempre accolto le mie istanze. I famosi 5 milioni che sono arrivati con emendamento specifico per Porto Empedocle e per gli altri comuni che si trovavano in questa stessa impasse che ancora non si è definita, quindi noi aspettiamo un minimo di 2,8 milioni circa dal Ministero che potrebbero arrivare fino a 6. Questa impasse che non si è definita, noi siamo riusciti a superarla grazie al fatto che al governo c'è stato qualcuno che ha ascoltato Ida Carmina. Quindi è evidente che, come si dice, i primi 5 anni servono di semina, gli altri 5 per raccogliere. Certamente comunque anche noi nel movimento abbiamo tante belle figure, però dico non vogliamo perdere quello che si è fatto finora e tornare indietro.